Sotto una pioggia battente fin dai primi chilometri ancora una frazione battagliata in questo Giro d'Italia lungo la strada che da Sala Baganza portava a Savona, un primo attacco in discesa operato da Vichot, a cui rispondevano subito la maglia rosa, Chiappucci, Lelli e Le Carreta, con un Bugno che subito si trovava intruppato in un secondo gruppo assieme a Fignon, Lemond e Delgado con 56 secondi da recuperare dai primi in classifica generale. Un Bugno che era stato costretto quindi a un gran lavoro prima di fondere il suo gruppo con quello della maglia rosa. Poi a Bogliasco l'attacco che ha caratterizzato la parte finale di questa tappa. A 70 km dall'arrivo di Savona scappano Lemon, Sciandri e Coppolillo. Tracimano subito un vantaggio che cresce progressivamente fino a 2 minuti a 25 km dalla conclusione per trovarsi a pochi metri dall'arrivo con una manciata di secondi e un gruppo che cercava di pilotare allo scoperto i propri assi dello sprint. E invece la spuntata Maximilian Sciandri, una volata a 2 con l'ex campione del mondo e vincitore dell'ultimo Tour de France, Greg LeMond. Per Sciandri è la seconda vittoria stagionale dopo la tappa conquistata a 3 giorni di La Pau. L'ordine d'arrivo Maximilian Sciandri davanti a Greg LeMond e il gruppo arrivato a 5 secondi regolato da Duran, Cipollini, Bortolani, Fontanelli e Coppolillo.